Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati amici dell'oroscopo in questo martedì, prime giornate dell'anno. Noi siamo pronti ad andare un po' a capire la tendenza, quello che succederà in queste prossime ore, come sempre accompagnati dalle novità dell'oroscopo insieme a Radio.0, insieme a me Maria, che intanto vi do il buongiorno. 3 gennaio, quindi iniziamo subito ad andare un po' a capire come passerà questa giornata. Partiamo subito. Ariete, siamo subito da voi. Bella forza che vi fa alzare dal letto pimpanti e baldanzosi oggi che la luna transita nei Gemelli. Idee rapide, quindi seguite da azioni altrettanto rapide. Vi muovete con velocità. Qualcuno con voce tonante invece vi detta ordini, ma non ha capito, non vi intimorisce. Senza titubanza, infatti, farete a modo vostro e procederete questa volta al meglio, ma attenti a dove mettete i piedi. Toro, tanti nuovi interessi, quelli che potrebbero fiorire oggi, dalla fotografia al volontariato, dalla recitazione al canto. Il cuore è un po' irrequieto, non sa bene quale parte scegliere. Lasciate libero invece il partner, non sottraetelo ai suoi amici o ai suoi interessi, tranquilli, non scapperà, dovete solo lasciare il guinzaglio un po' più libero. Gemelli, eccoci, sostenuta da una schiera di alleati, la vostra luna vi accompagna verso un martedì comunque sereno. Il buon umore è stabile, l'ambiente è stimolante e l'amore, se c'è, è bello, altrimenti comunque l'affetto lo sentite a pieno. Venere, Giove e Marte vi fanno corona, rendendo realizzabili desideri ambiziosi in questa prima parte dell'anno. Volontà, simpatia e fortuna sono le vostre carte da giocare al meglio. Cancro, quello che dovete dimostrare è l'impegno. Impegnandovi a fondo, infatti, giungerete a capo a una situazione di conflitto che ha generato disagi in famiglia. Hobby, divertenti e antistress sono un po' la vostra via di fuga da utilizzare in queste situazioni. La pazienza invece è la virtù da esercitare con le persone che vi circondano. L'insofferenza di certo non aiuta, quindi cercate di lasciarla da parte. Amici del Leone, voi non avete alcuna ragione di fermarvi nelle retrovie in questi giorni. Se avete voglia di calamitare l'attenzione, di svago, di chiacchiere, di amici, sarete esauditi e poi via al divertimento. Date il giusto valore invece all'amicizia di una persona in particolare. Sfoderate la vostra lealtà per meritare la sua fiducia. Questa volta ha da farsi. Vergine, se l'umore invece per voi non è così roseo, parte della responsabilità va comunque alla luna in Gemelli. Qualunque sia il problema, non esagerate perdendo il senso della realtà. Dovete cercare di rimanere con i piedi ben piantati a terra. La confusione mentale infatti vi prende in castagna. Un rebus di facile soluzione vi appare irrisolvibile. Dovete rimanere semplicemente concentrati. I nostri bilancia oggi partono con una bella grinta, eccellente la vostra spigliatezza, quindi buttatevi dietro le spalle i pensieri e prendete la vita come viene, fatevi aiutare da chi vi conosce bene, che a braccetto si procede anche meglio. Un tocco di divertito disimpegno è quello che vi meritate, magari la comunicazione oggi non sarà proprio al top, ma con il corpo vi spiegate benissimo, tranquilli. Scorpione, siamo da voi. Le cose continuano a girare, amici. Forse non avete ancora risolto tutto nel modo desiderato, almeno come volevate voi, ma con un po' di pazienza, un pizzico in più e di ottimismo ci riuscirete e anche abbastanza velocemente. Fase di espansione la vostra, con idee valide, orizzonti allargati e aiuti anche dalla fortuna che ogni tanto ci vuole. Avete la mano vincente, dovete solo sapere quando giocarla. Sagittario, con grande rammarico amici vi accorgete che sia i soci sia il partner non tengono in alta considerazione le vostre pillole di saggezza. Alcuni loro comportamenti vi spiazzano decisamente, ma c'è la possibilità di parlarne apertamente. Comunque, domani, oggi rimanete nel vostro. Capricorno, siete molto concentrati, indaffarati, oberati di lavoro più che mai in queste prime giornate dell'anno. Se però avete la possibilità di staccare con una salutare pausa, concedetevelo almeno qualche minuto. Gli astri vi stimolano a fare sempre di più per venire incontro alle esigenze della persona che amate. Dovete dedicarvi un po' meglio a tutti i campi. Eccoci dai nostri Acquario, giornata dinamizzata dalla luna in Gemelli. Per voi non è mai noiosa in questo caso, molti gli stimoli, le curiosità, le buone nuove che immancabilmente la scortano la nostra luna. Siate accomodanti, valorizzate le idee anche degli altri, non solo le vostre, mi raccomando, questo vi aiuterà molto sia nell'attività che nel privato, provare per credere. Chiudiamo ancora infine con i nostri pesci. Quando bisogna fare i conti con la realtà, amici, voi trovate sempre o quasi sempre che questi non tornano, poiché spesso non è quella che vi siete immaginati. Voi vi fate un film mentale che poi magari non corrisponde, quindi dovete un po' livellare l'asticella. Un leggero nervosismo potrebbe spingervi all'azione oggi, ma prima di muovervi scoprite le dinamiche del gioco e studiatele bene. Ed è tutto, quindi si chiude qui il nostro oroscopo di questo martedì. Noi ci ritroviamo domani ancora con tutte le novità, sempre qui, sempre alla stessa ora, amici. Un saluto a tutti, una buona giornata e buona fortuna. Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.
Radio.0